Nuovi importanti ritrovamenti all'interno della Valle dei Templi svelano dettagli del passato della città che ora è Agrigento, capitale italiana della cultura. Nel contesto dell'ultima campagna di ricerca nell'area del ginnasio di Agrigento è emersa una struttura che aveva probabilmente la funzione di auditorium e di spogliatoio, come testimoniano le scritte greche, elementi che consentiranno di conoscere in modo più approfondito la storia della struttura, che è la più grande e rilevante del Mediterraneo per dimensione e cronologia. La ricerca archeologica rappresenta una priorità per la Regione in un'ottica di valorizzazione della tutela del nostro patrimonio culturale, dice l'assessore ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. Queste nuove scoperte confermano quale ruolo avesse la città nell'antichità e quanto vi sia ancora da portare alla luce per via del patrimonio condiviso e ancora immerso con le future generazioni. L'area era stata già oggetto di scavi tra il 1960 e il 2005 e le attività di ricerca sono ripartite nel 2020 in collaborazione con l'Università di Berlino, il Politecnico di Bari e il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, coordinato dal Concetta Parello, archeologa del parco. Tra il 2022 e il 2024 sono state effettuate 3 campagne di scavo che avevano documentato l'esistenza di una palestra monumentale grazie alla presenza di 5 tegole su cui compare con il bollo delle lettere greche che significano ginnasio. La 4ª campagna di scavo ha portato al ritrovamento di un ambiente rettangolare con sedute radiali che si apriva su un ambiente particolarmente significativo, il più grande della palestra di 23 per 11 metri con banchine lungo il perimetro e un pavimento in terra battuta. L'ipotesi al momento più probabile è che quest'ultimo fosse l'apoditertion, lo spogliatoio del ginnasio, che serviva anche come auditorium per la formazione intellettuale, un'ipotesi supportata dal ritrovamento di 2 blocchi con un'iscrizione greca con lettere evidenziate in rosso su un intonaco bianco. I 2 blocchi che parlano anche di una ginnasiarca, un funzionario di spicco del ginnasio, che avrebbe finanziato con fondi propri la ristrutturazione del tetto della struttura e l'ha dedicato a Hermes ed Eracle, la divinità dei ginnasi greci. Si trovano al crollo all'interno dell'orchestra semicircolare dell'auditorium, dove un tempo insegnanti e studenti si esibivano davanti a un pubblico collegato con la grande sala. Queste scoperte, commenta il direttore del parco Roberto Sciarratta, stanno contribuendo in modo significativo a ridefinire la conoscenza del ginnasio di Agrigento, evidenziandone l'ampiezza e la complessità e facendo emergere nuove ipotesi sul ruolo che questo luogo avrebbe nella vita culturale e sociale della città antica. Le ricerche proseguiranno per approfondire ulteriormente la struttura e le funzioni del complesso.